Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Una scossa di magnitudo 4.8 fa tremare mezza Sicilia. Il successivo sciame sismico mette in allerta Regione Protezione Civile, epicentro del forte sisma alle Isole Eolie, paura da Licudi e Filicudi. Il terremoto dovuto allo scontro tra Sicilia e Tirreno si è sentito fino a Catania e Palermo. Maltempo in arrivo, allerta arancione sulla costa ionica, previsto un brusco calo delle temperature e nevicate abbondanti sull'Etna, soprattutto domenica. Neomelodico col Rolex, ma inesistente per il fisco, sequestro da 220.000 euro per il cantante palermitano Daniele De Martino, che si dichiarava nullatenente, ma in casa aveva contanti, gioielli e una decina di orologi di lusso. O i soldi o la vita. A Palagonia, in provincia di Catania, un uomo tenta una rapina in banca prendendo in ostaggio clienti e impiegati, ma i carabinieri entrano e lo disarmano. Nelle immagini di videosorveglianza i momenti di tensione. Baby gang in azione a Casteltermini, nell'Agrigentino, 8 minorenni denunciati per un raid punitivo nei confronti di un gruppo di coetanei. A Palermo, accolta dopo anni la richiesta degli abitanti della Vucciria. Il quartiere, cuore della movida selvaggia, sarà presidiato dalle forze di polizia tutta la notte. Catania, a 2 settimane dall'esplosione a Trappeto Nord, migliaia di persone sono ancora senza gas, residenti e commercianti esasperati. Calcio, nuova trasferta in Puglia per il Catania, domenica rossazzurri in campo a Monopoli. Per Toscano, uomini contati in difesa. In Serie B, Palermo con i nuovi dal primo minuto contro lo Spezia. Bentrovati. Paura nel Messinese per una forte scossa di terremoto avvenuta in mare vicino alle Isole Eolie. Sisma che ha quasi toccato i 5 gradi di magnitudo e al quale è seguito poi uno sciame sismico che ha fatto scatenare lo stato di massima attenzione da parte della Protezione Civile della Regione Siciliana. La terra ha tremato anche a Catania e Palermo. Sentiamo Francesco Triolo. A tremare è stata tutta la Sicilia, da Messina a Palermo sino a Catania. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata inizialmente alle 16:15 al largo delle coste di Caronia, tra l'Isola e Alicudi. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma si è verificato ad una profondità di 17 km, con epicentro localizzato nelle acque della zona. Una seconda scossa è stata poi registrata alle 16:40, stavolta a 6 km di profondità. Uno sciame sismico che è proseguito con altre 3 scosse del 2.5 grado alle 16:42, del 2.9 alle 16:48 e del 3.4. Sono stati attimi di paura, benché la scossa è durata relativamente poco, tra i 5 e i 6 secondi, ma è stato avvertito soprattutto nella zona nebroidea ed in tanti tra Capodorlando e Sant'Agata di Militello si sono affacciati alle finestre dopo aver avvertito delle vibrazioni nelle abitazioni. Alcune persone hanno notato lampadari a soffitto che si muovevano. Fortunatamente non si segnalano danni a persone, cose o strutture. Al momento i vigili del fuoco di Messina non hanno ricevuto segnalazioni né richieste di soccorso. Questa è una zona, il Basso Tirreno, caratterizzata da un'intensa dinamica della crosta, quindi è un'area diciamo in cui si verificano appunto terremoti di questo tipo, legato all'apertura del bacino del Mar Tirreno. E il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, è in costante contatto con il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina, che a sua volta è in stretto raccordo con il sindaco di Lipari e con il prefetto di Messina e con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per un primo e rapido monitoraggio di eventuali danni che al momento non sono stati segnalati. Uno sciame sismico che potrebbe essere collegato anche a quello registrato alle isole del Dodecaneso, per le quali le autorità greche hanno dichiarato stato di emergenza sino al 1° marzo. Maltempo adesso, allerta arancione nella fascia ionica della Sicilia, gialla nel resto dell'isola. Per questo weekend previste forti piogge e temporali a carattere di rovescio. Domenica potrebbe tornare a nevicare sull'Etna. Orazio Longo.
E ancora, di nuovo, allerta, gialla per lo più arancione nel Messinese. A dirlo è la cartina della Protezione Civile regionale che ha emesso un avviso di rischio meteo idrogeologico per questo weekend siciliano, compromesso dall'affondo di un'altra ondata di maltempo che stavolta però riguarda l'intera penisola, esclusa la parte sud-adriatica. Piogge e temporali sono previsti in tutta la Sicilia, in particolare sui settori centro-meridionali e ionici. Previsto un brusco calo delle temperature e nevicate abbondanti sull'Etna, soprattutto domenica. Questo peggioramento sarà anche accompagnato da venti di scirocco che soffieranno a tratti anche intensi, soprattutto sul canale di Sicilia, rendendo tutti i mari attorno all'isola da mossi a molto mossi fino ad agitato il canale di Sicilia e il basso Ionio. Il peggioramento del tempo è legato alla presenza di un ciclone afro-mediterraneo. Il tempo dovrebbe normalizzarsi martedì prossimo, intanto rimane chiusa fino al 3 marzo la strada statale 113 settentrionale Sicula al chilometro 27 fra Pontemella e il bivio di Contrada Corridore a San Saba nel Messinese, a seguito delle condizioni meteo avverse dello scorso fine settimana che hanno comportato lo scalzamento della sede stradale. A Palermo, sequestro di beni da 220.000 euro al cantante neomelodico Daniele De Martino, che risultava nullatenente. Il padre percepiva pure il reddito di cittadinanza. Emanuela Corsi. Aveva accumulato una fortuna, Rolex, gioielli e denaro contante grazie alla musica neomelodica che lo aveva reso celebre nel settore, ma per il fisco era sconosciuto. Il cantante palermitano Daniele De Martino, all'anagrafe Agostino Galluzzo, era molto attivo su social, siti e app dove aveva caricato diversi album e video musicali e dove pubblicizzava centinaia di concerti e feste private, senza aver mai aperto una partita IVA. L'operazione della Guardia di Finanza, denominata Sold Out, partita da una verifica fiscale tra il 2016 e il 2022, ha portato al sequestro tra Palermo e Napoli di beni per un valore di 220.000 euro. Il neomelodico in passato era stato destinatario di misure di prevenzione personali, come divieti del questore che gli impedivano di accompagnarsi a persone socialmente pericolose. In diverse occasioni gli era stato anche proibito di esibirsi dal vivo. Un'attività fiorente che gli aveva permesso di accumulare in 6 anni un patrimonio di circa 850.000 euro. Proprio i profili social sono stati utili alle Fiamme Gialle per la ricostruzione del volume di affari del cantante, che risultava invece nullatenente. Inoltre, negli anni 2018, 2019 e 2021, De Martino avrebbe omesso la dichiarazione dei redditi e per questo è stato denunciato. Dalle indagini estese anche al nucleo familiare è emerso che il padre aveva percepito 40.000 euro del reddito di cittadinanza tra il 2019 e il 2022, dichiarando nella richiesta del sussidio che il figlio era disoccupato. Anche il genitore è stato denunciato e disposto il sequestro per equivalente. Tenta una rapina in banca a Palagonia prendendo in ostaggio clienti e impiegati, ma i carabinieri entrano e lo disarmano. Un 54enne di Castel di Judica è stato arrestato per tentata rapina e sequestro di persona. Longo. Si vede dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza l'uomo con una carpetta azzurra in mano entrare tranquillamente in banca come fosse un normale cliente attraverso la porta interbloccata. Siamo a Palagonia nel Catanese, sono circa le 9:30 del mattino. All'improvviso il cliente si trasforma in rapinatore con in mano un coltello e un apparente ordigno esplosivo. Minaccia i presenti, 15 persone all'incirca tra personale e clienti, intimando di consegnare il denaro contenuto nelle casse della filiale ammontante a circa 30.000 euro. Punta il coltello contro il direttore dell'agenzia, a cui grida: state perdendo tempo, voglio i soldi, non chiamate i carabinieri che altrimenti qui muoio io e moriamo tutti. Voglio i soldi e uno di voi viene con me, agitando più volte un accendino come se volesse attivare l'ordigno. Ma i carabinieri li chiamano altri clienti che da fuori della filiale vedono le mani alzate. La centrale operativa attiva le pattuglie che già si trovavano in zona per specifici servizi antirapina. Il 54enne rapinatore, vedendo l'arrivo dei militari dell'Arma e rendendosi conto di trovarsi ormai alle strette, alza ancora di più la voce. Momenti di tensione e di paura interrotti quando un dipendente della banca riesce a sbloccare la porta d'ingresso, permettendo l'immediato intervento dei carabinieri che, approfittando di una distrazione del malvivente, fanno irruzione all'interno, disarmando e immobilizzando il rapinatore, che è risultato armato di un coltello lungo 23 cm e di un contenitore cilindrico avvolto con nastro adesivo a riprodurre un candelotto di esplosivo, ma in realtà inerte. L'uomo, che risulta essere già gravato da precedenti specifici per rapina, furto e in materia di sostanze stupefacenti, è stato condotto al carcere di Caltagirone. Con l'accusa di violenza sessuale su un minore, la polizia ha arrestato un uomo di 40 anni di Giarratana nel Ragusano. Il provvedimento cautelare in carcere è stato adottato anche in seguito alla testimonianza della violenza da parte della vittima.
Baby gang in azione a Casteltermini, nell'Agrigentino. 8 minorenni denunciati per un raid punitivo nei confronti di alcuni coetanei. Davide Sarto. Un vero e proprio raid punitivo nella notte tra domenica e lunedì a Casteltermini, in provincia di Agrigento. Un gruppo di 8 minorenni di età compresa tra i 14 e i 16 anni ha fatto irruzione in un'abitazione privata dove si trovavano 3 coetanei e li ha aggrediti con calci e pugni. Un'azione violenta e premeditata che ha lasciato le vittime con contusioni ed escoriazioni. I ragazzi feriti sono stati soccorsi e medicati alla guardia medica, fortunatamente senza gravi conseguenze. L'intervento dei carabinieri è stato immediato, i militari sono arrivati sul posto poco dopo l'aggressione e in tempi brevi sono riusciti a identificare tutti i componenti della baby gang. Gli 8 giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo con l'accusa di concorso in violazione di domicilio e lesioni personali. Resta da chiarire il movente dell'aggressione. Gli investigatori stanno conducendo ulteriori accertamenti per capire se all'origine dell'episodio vi siano rancori personali, dinamiche di gruppo o eventuali precedenti tra i ragazzi coinvolti. Oltre alle attività repressive, prosegue il lavoro di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio per arginare il fenomeno delle baby gang e promuovere una cultura della legalità tra i più giovani. La Vucciria, cuore della movida selvaggia a Palermo, sarà presidiata dalle forze dell'ordine per tutta la notte. L'obiettivo della prefettura è quello di tutelare i residenti che da anni chiedono un intervento massiccio contro il degrado che regna nel rione palermitano. Marco Gullà. Vucciria presidiata tutta la notte, da mercoledì fino a domenica, con la possibilità di allungare il presidio 7 giorni su 7. Il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica di Palermo ha deciso di aumentare gli sforzi per contrastare degrado e malamovida che regnano ormai nel rione del mercato storico del capoluogo. Le forze dell'ordine, come richiesto da anni dai residenti, presidieranno Piazza Caracciolo, cuore della movida della Vucciria, per tutta la notte e non fino a mezzanotte, come è successo nelle settimane addietro. L'obiettivo è estirpare in via definitiva la discoteca a cielo aperto al centro della piazza, dove avvengono spesso risse, accoltellamenti e spaccio di droga anche ai minori. Apprendiamo questa notizia dalla prefettura che nei prossimi giorni aumenterà la presenza delle forze dell'ordine, soprattutto fino all'alba, soprattutto alla Vucciria, dove più volte sono state raccolte le firme, sono stati presentati gli esposti, si sono fatte le fiaccolate. Negli ultimi 2 mesi gli episodi violenti alla Vucciria sono tutti avvenuti dopo che il presidio era da poco concluso. Ecco perché la prefettura allungherà i controlli fino all'alba. Noi residenti speriamo che non sia solamente una soluzione temporanea o quantomeno temporanea posta a mettere fine a tutto quello che è teatro di guerra alla Vucciria, teatro di accoltellamenti, spaccio di stupefacenti e criminalità piccola e grande. La data di inizio la stabilirà il prefetto Mariani, anche in base al personale messo a disposizione da polizia e carabinieri. Andiamo in un altro quartiere a rischio, ma ci spostiamo a Siracusa, parliamo di Mazzarona. Tra rifiuti, degrado e pochi controlli, i residenti sono infuriati perché si sentono abbandonati, come ci racconta Francesco Loi. I residenti di Mazzarona si sentono abbandonati. Il popoloso rione di Siracusa è nel totale degrado e a confermarlo, oltre alle loro parole, sono le immagini. La circoscrizione comunale era l'unico servizio dove si faceva riferimento sia per le politiche sociali che sono assenti, ci sono le discariche perché mancano i controlli, il verde è totalmente abbandonato. Questa piazzetta vicino alla chiesa di San Corrado è stata realizzata da poco, costo oltre 60.000 euro. Si parlava di riqualificazione, ma oggi si presenta così. Facendo un giro del quartiere che conta più di 20.000 abitanti, capiamo che qui la manutenzione non esiste. Su questi marciapiedi mancano gli alberi da anni, forse decenni. E poi c'è questa rotatoria, o meglio, una piccola foresta. Quel poco verde che viene, curato, sono le siepi, ma le siepi è un lavoro fatto male. Tra alcuni mesi qui dovrebbe nascere uno dei 3 nuovi centri comunali di raccolta, ma i residenti storcono il naso.
Siamo favorevoli al centro comunale di raccolta come servizio, non siamo favorevoli al centro comunale di raccolta davanti le case. Chi abita qui chiede anche più sicurezza. Soprattutto la notte in queste strade le auto e le moto sfrecciano trasformandole in un circuito. E poi ogni angolo diventa un possibile punto per lo spaccio, in un quartiere che sembra fuori controllo. Catania, a 2 settimane dall'esplosione a Trappeto Nord, migliaia di persone sono ancora senza gas. Residenti e commercianti sono esasperati. Qualcuno ci aiuti o almeno ci dia delle risposte certe. Tonino De Mano. Via Fratelli Gualandi, teatro dell'esplosione causata dalla fuga di gas a Trappeto Nord, e via Simone a San Giovanni Galermo sono distanti quasi 4 chilometri. Eppure, anche qui manca il gas. È stato interrotto la sera del 21 gennaio, quando è iniziato il calvario degli sfollati, in attesa di una proposta abitativa, e di migliaia di catanesi rimasti senza servizio. Attività commerciali costrette a chiudere e famiglie in grave difficoltà perché l'emergenza gas dura ormai da 15 giorni. È una zona a dir poco popolosa, siamo nella zona nord di San Giovanni di Galermo. Arriviamo fino alla strada per San Pietro Clerenza, ancora le utenze senza gas. Io lo trovo vergognoso, non capisco il motivo, non so se ci dobbiamo rivolgere al prefetto, a quale istituzione ci dobbiamo rivolgere. Diventa una situazione veramente imbarazzante. Non si capacita questo residente. Noi abbiamo una rete relativamente moderna, perché è stata tutta la tubazione, la rete gas, sicuramente è stata fatta dopo il 2010. Così vado a memoria, quindi immagino con materiali moderni e non così suscettibili di guasti. Ma come si vive senza gas? Malissimo. Si vive senza gas malissimo. Assisto a un fratello disabile e quindi ho dei problemi, ovviamente, sia io sia la famiglia. L'impossibilità di fare una doccia o di cucinare sta diventando un problema persistente, visto che sono passate ormai più di 2 settimane. Catania Rete Gas, supportata dal personale proveniente da ditte esterne, procede intanto al lento e graduale ripristino. Continuano i lavori di pulizia dopo la festa di Sant'Agata a Catania. Gli operatori della Gema sono all'opera per rimuovere le tonnellate di cera riversate dai devoti sulla sede stradale. Domani si effettuerà il grip test tra via Etnea e via Caronda per misurare il coefficiente di attrito sulle 2 arterie per lunghi tratti chiuse al traffico veicolare per la presenza di cera sul fondo stradale del percorso Gatino, attraversato appunto dai devoti. Dalla provincia di Trapani al palco di Sanremo, il piccolo Alessandro, a soli 6 anni, è un pianista straordinario che vedremo anche nella fiction dedicata a Peppino Di Capri. Laura Sparò. Sarà uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2025. Lui è Alessandro Gervasi, 6 anni, soprannominato il piccolo Mozart di Buseto Palizzolo in provincia di Trapani. Il giovanissimo pianista inoltre debutterà in prima serata su Rai 1 il 18 febbraio interpretando Peppino Di Capri da bambino nel film Champagne. Alessandro non è un bambino qualunque, a soli 6 anni possiede un orecchio assoluto, una dote rarissima che gli permette di riconoscere e riprodurre ogni nota con una precisione impeccabile, ma ha anche una padronanza del pianoforte impressionante per la sua età. Ha già collezionato importanti riconoscimenti, tra cui la vittoria nella sua categoria al Tour Music Fest sotto lo sguardo attento del celebre maestro Beppe Vessicchio. La produzione di Champagne è la ricerca di un bambino di 5-6 anni capace di suonare molto bene il pianoforte, proprio come il giovanissimo Peppino Di Capri. Quando hanno scoperto Alessandro attraverso un video virale che girava in rete, la scelta è stata immediata. Chi meglio di lui poteva interpretare il grande artista da piccolo? Una vera opportunità per Alessandro. E allora continueremo a sentire parlare di questo piccolo giovane talento. Ci vediamo tra poco, una piccola pausa, poi lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, nuova trasferta per il Catania che dopo la sconfitta a Cerignola rende visita al Monopoli. Uomini contati in difesa, in attacco inglese potrebbe essere affiancato da De Paoli. Angelo Gagliano.
In vetta sono scappate 2 squadre, Cerignola e Monopoli. La prima ha battuto il Catania domenica scorsa, l'altra sarà il prossimo avversario, sempre in trasferta, sempre in Puglia. Il calendario non aiuta i rossoazzurri, che dal mercato invernale non escono certo rafforzati, ed il pensiero corre all'indigesta cessione di Castellini, con il difensore goleador finito al Pisa in corsa per la Serie A. Un calciatore che voleva giocarsi, non perdere questa chance importante, perché va in un club che rischia di andare in Serie A, e trattenere un calciatore professionista come è stato lui, e un ragazzo serio come è stato lui, difficilmente quando hai queste richieste puoi trattenerlo. D'ora in poi e fino al termine del campionato Mimo Toscano dovrà lavorare su un gruppo che quantomeno dovrà giocarsi l'accesso ai play-off, obiettivo minimo della stagione. Contro il Monopoli sarà ancora un Catania in emergenza, aggravata anche dalle squalifiche di Quaini e Frisenna. In 4 gli Erardi del Fabbro, Allegretto e Gega si giocano 3 posti in difesa. In mediana dovrebbero agire Guglielmotti, De Rose, Di Tacchio e Anastasio, con Jimenez in appoggio ad Inglese e all'ultimo arrivato De Paoli. Ancora out Montalto al pari di Dalmonte, entrambi alle prese con infortuni muscolari confermati dagli accertamenti diagnostici. Dobbiamo fare di necessità virtù in questo momento e cercare, perché abbiamo 15 giorni dove dobbiamo stringere un pochettino i denti in questa emergenza, cercare di recuperare il più possibile i calciatori che adesso sono indisponibili. Monopoli Catania sarà trasmessa in chiaro in esclusiva su Telecolor per un altro regalo agli appassionati di fede rosso-azzurra. Collegamenti a partire dalle 14 di domenica con lo Stadio Veneziani, poi dalle 15 la diretta della partita e alla fine le immancabili interviste ai protagonisti. E Palermo, che lavora per la gara di domenica al Picco contro lo Spezia. Dionisi si affiderà ai volti nuovi per provare a invertire il trend negativo delle ultime partite. Marco Gulla. Marcia verso lo Spezia. Il Palermo, con una nuova spina dorsale dopo il mercato invernale, farà visita alla formazione ligure nel match di domenica al Picco. Lo Spezia, terzo in classifica, ha un'altra marcia, 18 punti in più rispetto ai rosanero. Tutti i nuovi acquisti in campo. Dionisi dovrebbe scegliere di schierare dal primo minuto i 3 innesti della sessione invernale. Si tratterebbe del debutto per Audero e Poyampalo, mentre Magnani aveva già giocato contro il Pisa. Poyampalo in attacco con Brunori. Ho già sostenuto 2 allenamenti con la squadra e ho rilevato una qualità altissima nello staff, nella squadra, nel lavoro che abbiamo fatto. Naturalmente sappiamo tutti che per arrivare a ottenere risultati il lavoro deve essere umile e giornaliero, sul campo lavorare ogni giorno con costanza e impegno. La partita che ci aspetta domenica è complessa e difficile e spero di poter già subito cominciare a dare il mio contributo e che possiamo fare il nostro meglio. A centrocampo, l'unica novità nel reparto dovrebbe essere il ritorno dal primo minuto di Gomez. Il francese potrebbe giocare al posto di Verre e prendere la posizione di vertice basso del centrocampo. Bene, questo era l'ultimo servizio. Io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia. Vi ringrazio per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata. Arrivederci.